Le piazze dove si sfoga la rabbia degli italiani delusi dalla politica, strozzati dalla crisi, le fabbriche che si svuotano, che chiudono, dove gli imprenditori si tolgono la vita per la disperazione e i palazzi del potere, colpevoli secondo molti dell'attuale situazione. Piazze, fabbriche, palazzi danno il titolo al libro autobiografico del senatore Maurizio Castro, che attraverso queste pagine ripercorre la sua vita da giovane studente che ha vissuto i tumulti del 68 a manager fino all'entrata in politica, un viaggio per capire anche com'è cambiata la politica. C'è più razionalità nel discorso politico, c'è meno passione, c'è meno purezza. Io credo che dobbiamo recuperare l'antica purezza mescolandola con la nuova razionalità. Una politica senza razionalità cede al grido e all'inutilità, ma una politica senza purezza si intorbida e non risponde alle domande vere della nostra comunità. È nelle piazze che forse più che altrove si respirano i cambiamenti, oggi divenute il luogo dove sfogare la frustrazione e la rabbia. Non ci sono più le ideologie, oggi c'è solo la rabbia. Il Novecento italiano ha sofferto di un eccesso di ideologia, il post-Novecento italiano soffre di un'assenza di orizzonte che impoverisce il dibattito politico. Durante la presentazione, alla quale hanno preso parte tra gli altri Maurizio Sacconi, i sindaci di Vittorio Veneto Antonio D'Arei, di Conegliano Floriano Zambon, Maurizio Castro ha raccontato i sentimenti contrastati provati dopo aver appreso di non essere stato ricandidato al Senato. La straordinaria comunità e devi rimettere le tue decisioni e devi assecondarle con posta disciplina. In un mondo nel quale tutti, Domenico, basta... Io credo di dover servire queste comunità con quel poco che so e con quel poco che so fare, ma con una compiuta dedizione. Guai se fosse altrimenti, non è che uno fa politica quando è senatore e quando non lo ricandidano scappa, ci mancherebbe altro, sarebbe un atto di viltà inaccettabile.